Eder. Mech. Pallister. Hanno voluto la battaglia e battaglia sia, ma a lui ho detto che se va ancora in TV lo mollo perché gli scappano contraddizioni e sciocchezze. Sostanzialmente lui è sempre stato indagato, formalmente però non mi risulta esserlo. Dal punto di vista mediatico è indagato da quando è scoppiato il caso e sono più di 3 anni. La Vox Populi è quella. La procura non è tenuta ad avvisarci se lo indaga e noi al momento non l'abbiamo chiesto. Ma se vogliono interrogarlo o fare qualche accertamento tecnico non ripetibile o, che ne so, una perquisizione o un sequestro devono iscriverlo e questo al momento non è successo. Ma le dirò di più, io auspico che venga indagato, perché così la pressione mediatica scende e lui forse la smetterà di andare in TV a dire sciocchezze. Io gli ho sempre detto di lasciar perdere perché può essere solo controproducente, anche se sei innocente nel momento in cui vieni sottoposto, come è successo a 1000 domande, ti può scappare lo svarione, la contraddizione, anche solo per stanchezza, e quelle parole poi possono essere usate contro di te. E infatti è successo. È finito a processo per diffamazione e non sarà l'unico. L'hanno querelato i vicini di casa, l'ha querelato anche Claudio Sterpin, Visintin invece non ha mai querelato nessuno. Ci ritroviamo a doverci difendere e potevano benissimo evitarlo. Anche perché il mio studio non è che si deve occupare solo di questa vicenda. E devo dire che in 40 anni di professione una cosa del genere non mi era mai successa. Dopo la consulenza della Cattaneo che esclude il suicidio, Visintin appare meno in TV, solo perché gliel'ho imposto, o così o ti mollo. Non tollero la spettacolarizzazione, questa folle mediaticità, non è il mio mondo. Sarò fatto anche all'antica, ma penso che i processi si debbano celebrare nelle sedi deputate. Mi reputo un artigiano del diritto abituato al confronto in aula, non in TV. Qui invece c'è un'udienza televisiva al giorno. Certamente non lo fa per soldi. Quanto alla sovraesposizione che proverebbe che non ha nulla da nascondere, al di là del fatto che è la verità, i maliziosi potrebbero pensare anche il contrario, che lo fa proprio per far sembrare questo, come se fosse una strategia. Ma in questo caso, mi permetta, sarebbe davvero un grande attore a reggere la parte per anni. Gli scontri con Sterpin poi grotteschi, ma francamente non seguo. Ma poi sono sempre le stesse cose. Purtroppo i media hanno avuto un ruolo nella mancata archiviazione e dico purtroppo perché per me il caso non doveva essere riaperto. Io penso che potrebbe non esserci un assassino. Per me ci sta il suicidio per quanto anomalo sia stato. Le ferite sul corpo di Liliana sono compatibili con una caduta. D'altra parte, i primi medici legali avevano concluso per il suicidio. Se fossi il magistrato disporrei una superperizia che valuti tutte le altre e il materiale a disposizione. Perché siamo di fronte a consulenti che la pensano in maniera diversa. E non essendoci nulla di nuovo sotto il sole necessita qualcuno che sbrogli la matassa. Un processo per diffamazione onestamente speravo non si facesse, ma visto che il giudice ha deciso diversamente, siamo a processo e allora ci difenderemo con forza. Siamo stati chiamati alla battaglia e battaglia sia, ci sarà qualche sorpresa. La mattina del 7 aprile 2025, intorno alle 8, un tragico episodio ha scosso la comunità di Marano di Napoli. Milko Gargiulo, 56 anni, noto negli ambienti delle palestre napoletane e residente nella zona collinare della città, è stato assassinato mentre si trovava a bordo della sua BMW bianca in via Marano Pianura, all'altezza del civico 181, nei pressi della scuola paritaria Papa Luciani. Secondo le prime ricostruzioni, Andrea Izzo, ex compagno della partner di Gargiulo, avrebbe atteso quest'ultimo lungo il tragitto. Izzo, a bordo di uno scooter, avrebbe cercato di avvicinare Gargiulo già in via Decina, nella zona dei Camaldoli,
dove si sarebbe verificato un primo scontro. In quell'occasione, la pistola di Izzo si sarebbe inceppata, permettendo a Gargiulo di allontanarsi. Determinato a portare a termine il suo intento, Izzo avrebbe inseguito Gargiulo fino a Marano, giunto in via Marano Pianura, approfittando del traffico intenso dovuto all'orario di ingresso degli alunni alla scuola Papa Luciani. Izzo avrebbe raggiunto l'auto di Gargiulo e, senza esitazione, avrebbe esploso almeno 5 colpi di pistola attraverso il parabrezza, uccidendo l'uomo sul colpo. La scena si è svolta sotto gli occhi attoniti di numerosi genitori e bambini, causando panico e fughe precipitose. Dopo l'omicidio, Izzo si sarebbe diretto verso la strada comunale Montelungo, nella zona dei Camaldoli, dove, in un'area isolata, si sarebbe tolto la vita con la stessa arma utilizzata per l'omicidio. Il suo corpo è stato ritrovato dietro una roulotte parcheggiata nella zona. Le indagini, condotte dai carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna e della Compagnia del Vomero, si sono concentrate sul movente passionale del delitto. È emerso che Gargiulo intratteneva da tempo una relazione sentimentale con l'ex compagna di Izzo, con la quale quest'ultimo aveva avuto 2 figli. Questa relazione avrebbe scatenato la gelosia di Izzo, portandolo a compiere il gesto estremo. La comunità locale è rimasta profondamente scossa dall'accaduto, soprattutto considerando che l'omicidio è avvenuto in prossimità di una scuola frequentata da bambini. Le autorità hanno intensificato la presenza sul territorio per garantire la sicurezza dei cittadini e fornire supporto psicologico a coloro che sono stati testimoni dell'evento traumatico. Nella tranquilla regione della Val Seriana, un incidente sconvolgente ha turbato la quiete notturna, alimentando le preoccupazioni della popolazione locale e attirando l'attenzione delle autorità su quanto accaduto. Nelle prime ore di lunedì 7 aprile, intorno alle 3:00, un veicolo ha preso fuoco lungo la statale che collega Clusone a Lovere, tra la rotonda di via Brescia Clusone e l'incrocio con San Lorenzo di Rovetta. Il tragico ritrovamento di un cadavere carbonizzato all'interno dell'auto incendiata si è sollevato numerosi interrogativi, mentre le circostanze dell'accaduto rimangono ancora avvolte nel mistero. I soccorsi, compresi l'automedica e un'ambulanza del Corpo Volontari Presolana, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri di Clusone, sono intervenuti subito dopo il rogo. Solo dopo aver domato le fiamme, gli operatori hanno potuto scorgere il corpo esanime e carbonizzato all'interno dell'abitacolo. Secondo le prime ricostruzioni della dinamica rendicontate dal Corriere Bergamo, la vettura avrebbe preso fuoco mentre era in movimento, provocando un'esplosione tale da far volare il tettuccio a oltre un centinaio di metri di distanza. L'automobilista, privo di controllo, si è schiantato contro un palo senza riuscire a mettersi in salvo, rimanendo intrappolato nel mezzo in fiamme. In questo scenario tragico, fortunatamente non sono stati coinvolti altri veicoli. Sul posto è immediatamente giunto Maurizio Romanelli, il procuratore della Repubblica di Bergamo, per le indagini del caso. L'evento ha comportato la chiusura temporanea del tratto stradale, causando lievi disagi al traffico mattutino. La strada è stata effettivamente chiusa e, secondo l'ultimo aggiornamento delle 10, non risultava ancora riaperta. Le disposizioni per il traffico deviano gli automobilisti provenienti da Lovere verso Clusone attraverso San Lorenzo di Rovetta, permettendo poi il ritorno verso Clusone tramite la rotonda che porta a Castione della Presolana. Analogamente, il traffico proveniente da Clusone è stato indirizzato verso Rovetta lungo la 671 e successivamente verso la frazione di San Lorenzo. L'interrogativo principale rimane sulle cause che hanno provocato l'incidente. Un tragico evento frutto di circostanze accidentali, un gesto volontario, o potrebbe esserci la sospetta presenza di terze parti coinvolte. Le indagini sono in corso per svelare la verità celata dietro questo oscuro episodio che ha colpito la comunità della Val Seriana. Non ci sono parole che bastino, né lacrime sufficienti a contenere il dolore di una comunità intera piegata da una tragedia crudele e insensata. Sara Campanella, 22 anni, studentessa brillante, promessa della ricerca biomedica, è stata strappata alla vita nel modo più barbaro e ingiusto. A toglierle tutto: sogni, futuro,
affetti, è stato un compagno di corso, Stefano Argentino, che da 2 anni la tormentava con una violenza silenziosa e crescente, culminata in un gesto estremo che ha lasciato sgomenta l'Italia intera. L'assassinio è avvenuto il 31 marzo a Messina, in pieno giorno, per strada. Coltellate, rabbia, ossessione, femminicidio. Termini che si ripetono, sempre più spesso, come un copione dell'orrore che non smette di essere riscritto. Stavolta, a pagarne il prezzo più alto, è stata una ragazza amata, stimata, piena di vita. Mi amo troppo per stare con chiunque, aveva scritto Sara, quasi a voler tracciare con fermezza il confine tra amore e possesso, tra rispetto e dominio. Parole che oggi risuonano come testamento spirituale e grido di battaglia. Questa mattina, nella chiesa madre di Misil Mary, non c'era spazio per altro che per la commozione. Migliaia di persone si sono strette attorno ai genitori Ceti e Alessandro, al fratello Claudio, agli amici, ai colleghi dell'università, alle compagne di notti insonni passate a studiare in videochiamata, tutti con un'unica domanda in gola: perché? L'arrivo della bara bianca è stato accolto da un lungo, struggente applauso. In molti indossavano magliette con la scritta No violenza, mentre sui cancelli dell'università a Palermo campeggiava un duro striscione: il femminicidio è omicidio di Stato. La cerimonia, officiata dall'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice, è stata trasmessa anche su un maxischermo allestito in piazza per permettere a tutti di partecipare. Tra i presenti, il presidente della regione Renato Schifani, i sindaci di Messina e Misil Mary, il colonnello Lucio Arcidiacono dei Carabinieri, che ha coordinato le indagini culminate con il rapido arresto di Argentino. Siamo sconvolti, senza parole, ha detto Don Corrado all'inizio dell'omelia, con la voce spezzata dal dolore. Sara è stata strappata alla vita, il suo corpo martoriato è il simbolo del dolore di un mondo dove la violenza contro le donne è ancora tragicamente viva. Ma l'amore, quello vero, non uccide. Mai. Sara era iscritta al 3° anno del corso di laurea in tecniche di laboratorio biomedico presso l'Università di Messina, tutti gli esami sostenuti, un tirocinio brillante presso il Policlinico, la stima dei colleghi e dei professori. La professoressa Pasqualina Lagana l'ha ricordata con un nodo alla gola: era amata da tutti, tranne da uno. Quell'uno che ha deciso che se non poteva averla, nessun altro avrebbe potuto. A ricordare l'impegno e la passione della studentessa è stata anche la rettrice dell'Ateneo messinese, Giovanna Spatari, che ha letto in chiesa l'ultima email scritta da Sara a un professore, chiedendogli di poter sviluppare insieme un progetto di ricerca per la tesi sperimentale in oncologia. Sono rimasta molto colpita dalla sua capacità di trasmettere il sapere e l'amore per la materia. Per questo motivo, mi piacerebbe realizzare la tesi di laurea con la sua guida, scriveva la ragazza, poche righe che raccontano molto più di quanto possano dire i titoli dei giornali: l'entusiasmo, la dedizione, la voglia di costruirsi un futuro con le proprie forze. Oggi, in quel sogno spezzato, l'Ateneo ha deciso di inserire una pietra d'onore. È stato ufficialmente avviato l'iter per conferire a Sara la laurea alla memoria. L'intera chiesa si è alzata in piedi, in silenzio, per tributare l'applauso più difficile, il più meritato. Hai saputo essere collega, amica, sorella. Ogni tuo gesto era amore. Ci manchi, ci mancano le notti passate a studiare, i tuoi sorrisi, la tua forza. Ma vivremo per te. Ogni tramonto sarà più bello perché sapremo che sarai lì con noi. Così gli amici, le colleghe, la sua migliore amica. Le parole pronunciate tra le lacrime hanno fatto vibrare la chiesa come un unico cuore spezzato. E poi le note di Everglow dei Coldplay, la canzone che amava, la stessa musica che sua madre aveva postato dopo il concerto a Milano. Quel canto, ora, è diventato un addio. Il femminicidio di Sara Campanella non è solo un caso di cronaca nera. È l'ennesimo grido di allarme. Un dolore che chiama ciascuno a una responsabilità collettiva. Il male non abbia l'ultima parola, ha detto l'arcivescovo. Eppure, ogni volta che una donna viene uccisa da chi diceva di amarla, la società intera viene sconfitta. Sara è stata uccisa perché era libera, perché era forte, perché sapeva dire no,
ha detto una compagna di corso. E forse è proprio in quella frase, mi amo troppo per stare con chiunque, che si cela la verità più spaventosa, per certi uomini, l'amore di una donna per se stessa è intollerabile. Dopo la cerimonia, la bara bianca ha lasciato la chiesa tra gli applausi e il volo di palloncini bianchi. Sara adesso riposa, ma il suo nome continuerà a volare sulle bocche di chi l'ha amata, di chi la piange, di chi ha il dovere di trasformare questa tragedia in memoria, in lotta, in cambiamento, perché nessuna altra Sara debba più morire così. Perché l'amore non sia mai più confuso con la violenza. Perché le sue parole, oggi scolpite in tutti i cuori, possano diventare scudo e bandiera. Mi amo troppo per stare con chiunque. Ho tempo da perdere. Se non hai niente con me, te lo dicevo. E ora te lo dico, non voglio nulla con te. Spero ora, dopo un anno, di essere stata chiara. Allora, l'ultima volta ti ho detto lasciami in pace. Cosa hai capito di questa Non cosa? era questa cosa. Comunque, Ok. sono passati tutta l'estate comunque. Allora, ora te lo ridico. Passati tutta l'estate. Se mi puoi lasciare magari in pace, cortesemente. Tu te ne torni a casa tua e io continuo per la mia strada? Non lo so, mi devi seguire fino... Perché faccio così? Non lo so, dico mi stai seguendo. Cosa speri di ottenere? Ma io non voglio ottenere nulla, sei tu che vuoi ottenere qualcosa se mi segui. Non è possibile parlare con te. Non è possibile. Ma che cosa devi parlare di me? Se il parlare per te significa provare, uscire e fare qualcosa, mi dispiace. E ora sono fidanzata. Non è vero. E ora sono fidanzata. Non è vero. E anche... Vabbè, metti che non sono fidanzata, non voglio nulla da te. Allora perché non mi hai detto Ok? subito? Ma quando te lo dovevo dire che non abbiamo mai parlato? Come mai non abbiamo parlato? Cortesemente, mi lasci stare. Cortesemente te lo dico. Non è il caso che tu mi continui a seguire. Se è l'unico modo per fare o che faccio? No, non è l'unico modo perché te lo faccio finire subito. Perché già mi si dio. Pensa a me, pensa a me. Non è questa relazione, se tu manco sai nulla di me, se tu vedi i messaggi, se tu vedi le chiamate, non c'è niente, non c'è manco una relazione, non c'è manco un che fai, come stai, non puoi. Non mandare niente. No, Non posso mandare niente. non puoi, innanzitutto non voglio. Fidanzata da un anno, però mi hai detto a me di uscire. Sì, in gruppo, te lo Ma io ridico, tre per me volte di possiamo uscire in no, gruppo. no. Forse hai capito male tu. Ancora mi segui? No, io devo andare a casa. Bene. Quindi è finita. Sì, è finita e nemmeno è iniziata. Sicuramente è colpa mia che Oh, oddio, non è iniziata. signore. Sicuramente è colpa mia, no? Quando ti decidi di andartene, cortesemente. Dici che devi scendere, io sto salendo. E perché stai salendo? Una cosa. Perché stai salendo? Allora mi devi lasciare in pace. Non te lo voglio dire più. Sono troppe cose che non si sono capite perché non si parla. Perché magari uno si aspetta delle cose che poi... Allora ti sto dicendo per l'ennesima volta e ultima volta, io non mi aspetto nulla da te, non voglio nulla da te, mi devi lasciare in pace, ok? Anche di essere ogni volta seguita, parlare e potersi interagire in quant'altro. altri modi, sai? Allora io te l'ho detto, a me non sta più bene, Che cosa? che tu mi devi seguire dove io vada, va bene? L'ho fatto 2 volte perché... No, l'hai fatto più volte, perché basta. L'ho fatto 2 volte perché è l'unico modo per interagire con te, ma non te ne rendi conto. Significa che allora forse non voglio parlare con te, non lo capisci? Perché sei fidanzato da un anno, sì. No, perché non voglio io. Perché se fossi single non ti vorrei nemmeno. Lo capisci? Non è così. Non è così però, no, non è così. Mi dispiace, vedi male allora. Ah, se vedo male tu allora sei una cattiva persona. Io me ne sto andando a casa, cortesemente, se mi puoi lasciare in pace. Non parlo più. No, ti sto dicendo per l'ennesima volta di lasciarmi in pace. Questo non ti parlo più, va bene? Va bene? Non ti aspettavo niente però da me, non è che poi di nuovo si sentono cose, Sentono cose. Io mi aspetto cose da te. hai detto tu. Io ho detto che mi aspetto cose da te. Ti fai film come se noi abbiamo avuto non lo so che cosa. Se c'è stato tipo il saluto e basta. Perché continui Ti ancora? fai film. Basta, abbiamo finito. Vabbè, basta, mi fai andare a casa. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.